Ottima la ricezione di Giorgia Cuzzocrea, attacco vincente, flotta anche per lei, ricezione positiva per Giorgia Cuzzocrea, 100% ancora per lei, altissime le percentuali in Chiara Salvatore, soprattutto perché non ha battezzato bene la sequenza del cibo perché una ragazza che si impegna sa stare molto colpo con le nocche per Alice piegati in qualche modo dall'altra parte del campo hanno messo in difficoltà l'avversario. Attacco di Chiara Salvatore, ben contenuto dalla difesa della Romano, arriva un altro punto al centro, servizio, turno particolarmente fruttuoso per lei. Anche lì si giocano punti importantissimi, bisognerà capire cosa potrà fare Messina Volley nel proseguo della stagione. Intanto qui long rally, Chiara Salvatore la mette in palleggio in terzo tocco, Stefania Fleres al centro, micidiale attacco di Claudia, altro servizio della formazione ospite, Stefania Fleres, altra palla 7. Non ti sentiamo Simone? Non ti sentiamo? Adesso mi sentite? Ora sì, ora sì, ok. Ci sta un attimo un calo di concentrazione, ma deve essere veramente un attimo. E qui, scusami, una gran palla di Angela. So, anche se non l'ho visto, ma mi hanno detto che è una bellissima formazione del pallone. Queste due sono con le loro ragazze. Grazie Simone. Intanto abbiamo assistito a un'ottima ricezione di Angela Bertè che ha tolto letteralmente il pallone dalla linea laterale. Ginevra Pino, il servizio, buona la ricezione di Silvia Micale, attacco di Chiara Salvatore, si salva la Romano che riesce anche a contrattaccare con Alice Maccotta. Federica Currò cerca Attinà, Pino, pipe di Angela Bertè e va a segno la numero Bagher, ribolle che è Claudia Puglisi chiude bene Catania, attacca Micale, tiene Angela Bertè, riceve palla e attacca ancora, si salva l'Unimè, opportunità ancora per la Romano, stavolta affonda il colpo, Alice Impellizze. Ultima ricezione di Marianna De Luca, chiusura. Salutiamo chiaramente Federica Loduca che credo sia rientrato sul posto di lavoro. Sì. Torniamo qui in diretta. Silvia Micale, attacco contenuto da Alice Pellizzeri che entra. È la novità assoluta di questa gara. Inizia Alice Impallizzeri, mentre Claudia Puglisi inizia. Ricezione Mituri, Federica Currò cerca Micale. Allora, della Bertè, Fleres, ancora Bertè, attacco vincente. Salvatore, vincente. Gran colpo di Chiara Salvatore che rimette in piedi una palla destinata all'out. E qui c'è una palla 7 di Claudia Puglisi. Ottima la difesa di Giorgia Cuzzocrea sulla Micale, appoggio di Marianna De Luca, contiene ancora la Micale, passa in pipe Chiara Salvatore, buon taglio di Alice Impellizzeri